La serata di bagordi tra amici si era conclusa nel peggiore dei modi, ovvero con un ricovero in ospedale. Un 22enne con la mandibola spaccata costretto ad essere operato per la gravità della ferita riportata. Ai due amici, un 25enne di San Martino di Lupari e un 23enne di Tezze sul Brenta, toccava ora raccontare cosa era realmente successo. Non hanno avuto dubbi, siamo stati circondati e pestati da un gruppo di magrebini che volevano rapinarci, hanno raccontato i carabinieri. Le indagini dei militari dell'Arma di Castelfranco sono immediatamente partite, ma la versione dei due era risultata sin da subito poco convincente. Non era esistita nessuna rapina, né tentativo di rapina e nessuna aggressione, ma si era trattato di un litigio fra i due ragazzi che era culminato appunto con un'aggressione piuttosto violenta di uno nei confronti dell'altro che aveva portato alla frattura della mascella e al conseguente intervento chirurgico. Insomma, i due amici, completamente ubriachi, erano venuti alle mani tra di loro per motivi banali e ad avere la peggio è stato il più giovane. Dare la colpa degli stranieri deve essere sembrata la scappatoia più semplice per evitare conseguenze anche con i familiari. Tutto questo probabilmente per sfuggire alle ire dei genitori e per giustificare una notte brava in preda ai fumi dell'alcol e con questo mortificante episodio dell'operazione chirurgica. Non se la sono cavata con una semplice lavata di capo. Entrambi sono stati denunciati per simulazione di reato, mentre il 25enne, colpevole di aver fracassato il viso dell'amico, che ne avrà per 40 giorni, dovrà rispondere anche di lesioni gravi.